Amici bellini, riconnettiamoci dallo studio, finalmente sono tornato, c'è un po' di novità che mi riguardano e vi metto al corrente. Volevo riprendere, non so cosa finisce in copertina, non so qual è il titolo, perché volevo riprendere un attimo Napoli-Cagliari, altrimenti più giorni passano e più diventa irrilevante l'analisi della partita. Però c'è un particolare che è uscito fuori dalla Bordocam che secondo me è interessante da vedere e altre cose. Cominciamo. Allora, do il benvenuto a Giorgio Affinito e a tutti i nuovi iscritti, vi ringrazio infinitamente, mi state dietro quando magari io sto fuori e faccio i video con i cellulari, va tutto benissimo, siete straordinari, qualcuno ha capito il mio discorso di ieri, qualcuno no, ma non ci posso fare niente, non voglio ripetermi perché diventa tediante. Quello che voglio fare è analizzare questa partita e ci sono delle cose che ovviamente in video io non posso farvi vedere, ma chi lo sa, se magari qualcuno di voi è iscritto al canale Telegram che trovate in descrizione, gratuito ovviamente, dove io lancio tutte le notifiche, lì io posso mandare dei video. E lì siamo nel privato della nostra community, quindi se qualcosa dice ma qua non vedo, non so, lì troverete poi appendice del video, lo troverete. Quindi grazie per tutti i like, per tutto il vostro hype e andiamo a vedere questa particolarità. Volevo partire da una cosa però prima che attacco il cavetto, posizioni medie. Volevo fare questo confronto, queste sono le posizioni medie del Napoli contro il Sassuolo, ok? E abbiamo visto la squadra molto corta, il McTominay esterno sinistro che poi si accentrava, vedete vicino a De Bruyne. Se mettiamo in comparazione le posizioni medie contro il Cagliari, eccolo, vedete? Adesso ve le rendo più che sono trasparibili. Se aumento l'opacità, vedete che di base il Napoli ha avuto più presenza nell'area, quindi squadra più alta, perché li abbiamo schiacciati nell'area di rigore, specialmente nel secondo tempo, e potete già vedere qualche differenza. Ora non fate caso che i numeri sono al contrario, no? Però vedete il 13 con il 5, quindi Rachmani con Juan Jesus più o meno nella stessa posizione. Dove c'era Olivera col 17 c'è ora Spinazzola col 37, ma la prima differenza che vedete è McTominay e De Bruyne quasi al contrario, quindi con un De Bruyne più alto che si affiancava a Lucca in primo pressing e McTominay un pochino più basso, in questo caso anche più centrale. Simile la situazione Politano di Lorenzo, con Di Lorenzo un pochino più interno, e questa secondo me è già una cosa interessante da vedere. Dopodiché io resto della mia idea, insomma Napoli la vittoria sofferta perché abbiamo sofferto, però non è che non sia una vittoria meritata, è arrivata all'ultimo secondo, tra l'altro con una bella dosa di fortuna. Per un motivo semplice che scopriamo con la Bordocam. Quando io vi dico nel post partita a caldo che alle volte certi atleti o certi allenatori portano dentro di loro anche una dose di fortuna, come vedete me la spiego adesso, perché nella Bordocam ci fanno sapere che Conte ha chiesto più volte ad Anghissà di agire come prima punta e di andare a tagliare sul primo palo, e stava succedendo in varie situazioni quando il Napoli faceva cross, insomma vedendo meno Lucca e avendo dentro Ambrosino voleva più presenza sul primo palo con gente insomma che poteva. Infatti sono arrivate alcune occasioni per McTominay, quella rovesciata che poi toglie proprio ad Anghissà la possibilità dell'incornata. Lo stesso McTominay che va al tiro, lì io l'ho chiamato McMichu perché esce un tiro moscio. C'era Anghissà che poteva battere a rete quasi a colpo sicuro. Insomma, interessante che poi Anghissà non lo ha ascoltato, la comunicazione di Conte non è arrivata e Anghissà si è trovato. Pronti? Vai. Salve. Non perdiamo tempo. Sì. Ciao, miseria. Conte, Vai. buongiorno. Centralmente, più dietro, nel posto giusto al momento giusto per raccogliere il passaggio di Buongiorno. Sono storie imponderabili. Uno può fare tutte i piani gara che vuole, può prevedere come la partita va, poi alla fine l'istinto anche di un atleta nel saper dove mettersi, nel farsi trovare dal pallone. Ricordiamo vari giocatori, per esempio di Filippo Inzaghi, si diceva sempre questo, lui sa sempre dove il pallone va a finire, e un po' questo è successo con Anghissà, quindi che bello, è uno dei momenti belli
dell'imponderabile. Spostiamoci anche per vedere le pagelle degli amici bellini. Questa è una cosa che mi è successa di cui vi darò conto penso domani a questo punto, perché non mi hanno trovato e volevano consegnarmi ovviamente la maglia di cui vi dicevo ieri, che io ho comprato immantinentemente e vi dicevo se arriva così presto mi faccio il tatuaggio di De Laurentiis, perché mamma mia è cambiato tutto. La situazione è un po' diversa, perché sì, erano pronti a consegnarmela praticamente in 3 giorni, una cosa lampo. Ma ovviamente, e non sto dando la colpa a Napoli in questo caso, c'è un extra che mi viene chiesto di pagare, che riguarda ovviamente le nuove tariffe e le nuove custom che riguardano il paese dove abito, e di conseguenza una maglia che costa 75 in Italia, io ci devo aggiungere i 18 di spedizione e ci devo aggiungere anche 102,45 dollari per sbloccarla dalle mani di UPS, che adesso la ha in ostaggio. Domani ritorneranno e io vi farò sapere, perché vuol dire che a Houston abbiamo un problema. A Houston, come a New York, come in tutta l'America, c'è un problema molto serio per quanto riguarda poi l'importazione non solo delle maglie del Napoli, ma tutto quello che riguarda roba che viene spedita dall'estero rispetto a dove abitiamo noi. Quindi è una brutta storia, ma vi terrò aggiornati. C'è aggiornamento finale sulle liste, ma questo lo vediamo. E io vi ringrazio veramente se riuscite a fare arrivare con i vostri like questo video, perché veramente è un recap generale, ma non c'è un titolo pregnante che possa far trovare il video. Sto al vostro buon cuore e vi ringrazio. Guarda che bellezza, guarda là Angelo con l'aiuto di Tore Falanga, che cosa mi hanno combinato. Possiamo vedere le pagelle degli amici bellini del gruppo Telegram in questo modo meraviglioso. Posso anche aggiungere forse un migliore sfondo. Oh loca! È bellissimo tutto ciò, lasciate un like. Allora, qua io di solito prendo le pagelle degli amici bellini, la media di tutti quelli che hanno votato, e commento. In questo caso riservo di aggiungere un commento magari in questi giorni dove la potrò vedere meglio. Mi fido, ecco, cominciamo a fidare, raccogliamo questi voti, voi sotto nei commenti li potete commentare. 6 a Meret, 6 meno per Di Lorenzo, 6,5 per Rachmani, quindi conferma una certa solidità. C'è un 6 per Juan Jesus, 6,5 per Spinazzola. Anche solo guardando dagli highlights estesi, Spinazzola mi è sembrato molto attivo, ed è proprio quello che ci aspettiamo e che bisogna fare con l'esterno sinistro, specialmente se utilizziamo ancora questo metodo, questo modulo un po' asimmetrico, dove l'esterno sinistro ti manca a tutti gli effetti. E Spinazzola ha avuto molte occasioni, tra l'altro oltre al tiro ha messo anche una bella palla in mezzo che Lucca prova a prendere di piede e Conte ci rimane un po' male, dice ma perché non ci va di testa. Lobotka 6,5, 7 per Anghissà, che vince il premio Oriali. Vi spiego anche questa novità: abbiamo il premio Oriali per il migliore in campo, insomma l'MVP della partita ovviamente va ad Anghissà, che ci regala 3 punti pesantissimi, che ci evita una sosta un po' pesante dove si sarebbe parlato di qualsiasi cosa, e invece abbiamo la possibilità di rivalutare questa partita, perché sì, partita tosta, partita sofferta, quanto volete, però quello che diceva Conte, almeno non abbiamo preso ripartenze e li abbiamo bloccati sul nascere. Qualche tiro Luvumbo ci ha provato, e poi scopriamo che l'Inter stecca con l'Udinese. Guardate come aumenta il valore di questi 3 punti, come aumentano, sono molti più di 3, sono quasi 6 punti a questo punto. 6,5 per Politano, abbiamo un 5,5 per De Bruyne, che in questo caso vedi, poi arrivano le notifiche che non devono arrivare. 5,5 per De Bruyne, che in questo caso vince il premio Michu. Il premio Michu è un modo nostro che abbiamo trovato più o meno simpatico per dire che non mi piace dire flop, non mi piace dire peggiore in campo, volevamo evitare. Michu è il nostro giocatore del passato che verrà sempre identificato come quello che poteva tirare in porta e non tirò, quindi quasi uno che poteva essere decisivo e non lo è stato. In questo caso gli amici bellini danno il premio Michu. Fuori Lukaku, Mazzocca e Marinucci. Sì, Enzo, adesso ne parliamo delle liste, assolutamente. Il premio Michu va a De Bruyne, anche lui protagonista di tutto il racconto del Bordo Cam. Va bene dare il premio Michu, va benissimo, però c'ha una leadership in campo, è di un'importanza secondo me fondamentale anche per i compagni, ma ne parleremo. 6 per McTominay, che invece per me, visti dagli highlights,
dare il premio Michu a McTominay pure strano, perché sì, ha mancato quel gol lì, però poi ha creato lui a volte altre occasioni dove magari non ha tirato benissimo, ma ha creato i presupposti. 5,5 per Lucca, che adesso insomma sarebbe proprio capitato a fagiolo un gol di Lucca. Adesso che arriva Højlund chiaramente potrebbe subire, forse anche le voci insomma possono influire sulla sua mentalità, la sua capacità mentale di stare tranquillo, perché adesso che tocca a me, mancando Lukaku, adesso rientro in ballottaggio con uno nuovo che è più giovane, che viene con un cartellino pesante. Non lo so, speriamo che si distribuiscano bene i minuti. Io credo che di base potrebbe ancora partire Lucca, visto che Højlund dovrebbe essere partito per le nazionali, quindi non ci lavora insieme, quindi mi sbilancio, si parte ancora con Lucca e Højlund poi guadagna minuti nel secondo tempo o quando entra al pari con gli altri compagni. 6,5 per Buongiorno, che entra e fa l'assist. 6+ per Noah Lang. Qua il discorso, no, dell'impatto. Conte è stato molto contento dell'impatto di Lang, alla fine batte quel calcio d'angolo alto e spiovente, non sul portiere, sarà una cosa, voglio dargli una cosa positiva che poi si sviluppa nel gol di Anghissà. 6 per Olivera, 6+ ad Ambrosino, ovviamente anche uno dei nostri, quindi gli diamo anche il più di incoraggiamento finale. 6 ad Antonio Conte, poteva essere per me anche un voto più alto, visto che comunque il piano gara ha funzionato, visto che alla fine l'abbiamo vinta. Il fatto che lui chiedesse ad Anghissà di stare sul primo palo poteva essere un errore clamoroso, quindi ci sta bene il 6. E anche all'arbitro, che ovviamente è il piccione, esce un 6 finale. Ah già, Politano che sulle pagelle di non so quale testata si ha fatto il piantino perché gli hanno messo 5,5. Dovete stare buoni con i voti, dovete stare un po' più calmi, perché vi leggono tutto. Ecco che mi aggiornano gli amici sulle liste, perché adesso dobbiamo sapere anche le liste per la Champions. Quelle per la Serie A non c'era dubbio. Fuori Lukaku, Mazzocchi e Maranucci. Credo che Enzo si riferisca alla Champions, ed era tutto ampiamente preventivato, giustamente. È proprio vero, quando parli a taggarle non risponde, sì, lo vedrete dopo appena posto. In questa sessione di mercato c'è stata qualche offerta dall'Arabia. Esisterebbe un preaccordo a partire dalla prossima sezione. Interessante, se questo dovesse essere vero, si spiegherebbe anche perché il Napoli con più fiducia affonda sul futuribile che è Højlund. Già sai che devi vendere Lukaku, in qualche modo qualcosina ti ritorna, risparmi l'ingaggio e puoi affidare l'attacco alla coppia Lucca-Højlund. Per me è nella logica delle cose e mi piace quando il Napoli non prende solo giocatori fatti e finiti richiesti da Conte, perché Conte ogni anno si deve sedere e deve decidere se vuole continuare con noi. Il contratto è fine a se stesso e ce lo ha detto lui stesso, quindi va bene ascoltare l'allenatore, non dargli alibi, ma va bene anche, e qua chi ha un minimo di onestà nei miei confronti sa che io non parlo semplicemente perché mi piace criticare, anzi, quando in questo caso il Napoli si comporta, a prescindere per il Napoli e non solo per il suo allenatore, con colpi in prospettiva, con crescita generale della società, io sono il primo a sbandierare la bandiera con la faccia sopra di ADL, con la faccia di Manna, con la faccia di Chiavelli, con quella di Conte, con quella di Oriali, e poi chi resta saranno i nostri. Quindi sì, torniamo nella situazione dove possiamo controllare chi è rimasto e come è rimasto. Ambrosino Vergara di Vivaio Napoli insieme a Contini, il Vivaio Italia come sapevamo. Nella lista dei 17 ci abbiamo aggiunto Lucca, abbiamo rimesso Mazzocchi qui in blu e non in uscita perché non è uscito. Asa è andato credo alla Carrarese, mi pare di aver capito. Rao pure si era sistemato, il nuovo acquisto. Marianucci, Ferrante, Højlund, gli under 22. Fuori lista in questo momento ci mettiamo Lukaku e tutte le uscite, compreso l'ultimo Shatira che è andato al Sassuolo insieme a Zanoli che è finito all'Udinese. Quindi la situazione è bella chiara, aspettiamo la conferma di quelle che sono le liste per la Champions, ma oramai l'unico dubbio lo potevamo avere per Zanoli, ma oramai è tutto più chiaro. Insomma, la chiudiamo qua. Io vi ringrazio per l'ascolto e per la pazienza. Ci sarebbe da fare il recap della Serie A, perché essendo venuto a meno l'Inter diventa interessante. La Juve però intanto ha messo anche dei colpi importanti sullo scadere, quindi diventano più temibili. Falsissimo.
mentre il Milan deve ancora capire. Insomma, dobbiamo utilizzare questa sosta, voi mi dovete dare una mano perché non sempre ci saranno notizie fresche di cui parlare. Vi dovete connettere perché qualcosa, anche non da titolo, sarà importante dirla per fare un recap generale, per non perderci il filo del discorso. È un'annata molto, molto eccitante. Io mi sto preparando, cioè non è che mi sto preparando, sono già pronto a godermi tutto quello che mi devo godere. Tante partite, tante analisi, tante reaction, se il lavoro me lo fa fare, e devo lavorare perché sennò la maglia del Napoli non me la posso permettere. Da New York, Valerio Fluido, da dove ci sono le tariffe, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, like finali, forza Napoli sempre, e dai. Come Monaco, life is life, e tu non ti arrendi, sospendi e riprendi, sorprendi.